C'era una volta il bilancio di previsione, veniva quasi sempre approvato nei primi mesi dell'anno. Adesso il documento contabile previsionale in realtà è un consuntivo mascherato ed è quanto è andato in scena stamattina al Consiglio Comunale di Agrigento, che ha esitato a somme ormai quasi del tutto spese e a 2 giorni dalla chiusura dell'anno solare il bilancio di previsione 2014 ed in più quello pluriennale 2014-2016, votando contestualmente l'immediata esecutività allo strumento finanziario che divenne dunque operativo. A favore, per la cronaca e per la storia, hanno votato sì 19 consiglieri, 2 si sono astenuti e 2 hanno votato contro. Nel corso della seduta, parecchio animata, l'Aula ha bocciato 3 emendamenti, mentre un quarto è stato ritirato dal consigliere proponente. Hanno invece avuto il voto favorevole da parte dei consiglieri 2 emendamenti tecnici sottoposti alla decisione del Consiglio. Dunque Palazzo dei Giganti al bilancio di previsione 2014. Adesso per i consiglieri comunali, contro cui in questi giorni si è scagliata la stampa nazionale per la vicenda legata al numero delle sedute delle commissioni consiliari, scatta una pausa. Torneranno ad occuparsi di questioni finanziarie il prossimo anno. Entro il 31 marzo sono chiamati a presentare e votare il bilancio di previsione 2015. In realtà avrebbero dovuto farlo entro la fine di quest'anno, ma un decreto a firma del ministro degli interni, Angelino Alfano, ha posticipato il termine, ovviamente per tutti i comuni, inizialmente fissato per il 31 dicembre prossimo. E così, dopo aver bocciato sabato scorso la tassa di soggiorno, tra la soddisfazione degli albergatori e operatori turistici, Sala Sollana ha dato il via libera al bilancio, documento che arriva proprio nel giorno in cui l'Università La Sapienza di Roma riabilita in un certo senso Agrigento e la sua provincia per la qualità della vita. Nei giorni scorsi il quotidiano economico di Confindustria, Il Sole 24 Ore, ci aveva relegato all'ultimo posto. Il sondaggio dell'Ateneo Romano, pubblicato sull'altro quotidiano finanziario nazionale, Italia Oggi, ci colloca invece all'82esimo posto, ben 17 scalini in su rispetto al 2013, quando eravamo alla 99esima posizione. Un dato salta agli occhi: il primato di Agrigento in fatto di criminalità. Analizzando nel dettaglio i vari parametri utilizzati per stilare la classifica, emerge che il territorio agrigentino ha un primato, il minor tasso di criminalità e di ordine pubblico, un fatto peraltro sottolineato anche dal procuratore capo di Agrigento Renato Di Natale nel corso della conferenza stampa di fine anno.